Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro manietto veneziano. Oggi parleremo non dei mendicanti, di quelli che vanno nei gruppi social a sperare che arrivi giù il Babbo Natale, Gesù Bambino, la Befana, insomma tutte quelle cose lì. Ma parleremo della forma mentale di alcuni soggetti, di alcune persone che credono che tutto venga da giù dal cielo gratis. Ma prima di fare questo, il vostro manietto veneziano vi chiedo di iscrivervi al canale YouTube di Hildegard, del vostro manetto veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social, dove in Facebook abbiamo due gruppi, uno i casti sacerdotali e uno radionica, radiestesia, teologia del metismo. Lì siamo più di 1460, no? E sarebbe bello se venisse a iscrivervi. Qui sotto c'è il link in descrizione. Sopra vedete il numero per chi vuole delle consulenze private a pagamento 20 € 45 minuti. In più vi ricordo che ho creato dal 2015 in avanti un sito, il sito è capitano.alperivisto.org, dove si possono scaricare 20 ebook fatti da me, sono gratuiti, ne hanno già scaricati 150.000, parlano di radionica e radiostesia, con tante di istruzioni. In più con il Legale, nello stesso sito, abbiamo uno shop dove si possono acquistare dei prodotti di alta qualità esoterici. Bene, iniziamo un po' questa micropillola per parlare di quelle persone che praticamente, il discorso è molto semplice, dal 400 dopo quello che chiamano il Cristo, praticamente adagio la Chiesa di Stato ha inculcato che il Salvatore deve sempre arrivare di fuori. E allora praticamente le persone vanno sui social e incominciano a cercare un salvatore che non si chiama più Cristo, si chiama Angelo Colorato, Michelangelo Arcangelo, luce colorata, extraterrestri, insomma di tutto e di più, Genesa, Reiki, insomma, di tutto. Ognuno deve sempre cercare fuori il Salvatore, no, non dentro di se stesso, perché il Cristo diceva di cercarlo dentro di sé, il regno dei cieli, invece no, da questa nuova New Age hanno fatto un bel risotto e si sono agganciate alla Chiesa di Stato. Praticamente sempre da fuori deve arrivare il vostro Salvatore. Cari amici, io vi faccio un esempio molto pratico. Quando nei social posto, ad esempio, dei circuiti non metto le istruzioni, prima di tutto il vostro Marietto ha messo più di 20 ebook con tante istruzioni gratuite dal 2015. No, lo ripeto perché alcuni magari che arrivano qui, nel sito del Capitano ci sono 20 ebook, anzi di più, ma lasciamo stare, parliamo solo di quelli che ha fatto Marietto iniziale, 20 ebook e già più di 150.000 sono stati scaricati. Con tante istruzioni, quando io posto solo un circuito nei vari social, voi dovete fare la piccola forza, la piccola fatica di cercare il sito capitano e andare a scaricarlo. Questa è la vostra fatica. E poi lo stampate oppure andate in altri siti, in altri posti, in altre librerie e ve li comprate, non i miei, gli altri che li vendono, io ve li regalo, no? Perché c'è tanta gente che non vuole fare la fatica neanche di andare a capire cosa sto stampando, perché il focus non è che vi arriva giù una cioccolata, una marmellata pronta, il focus è che voi siate addestrati a cercare è gratis anche quando lo trovate, non dovete pagare. Chiaramente se volete una consulenza privata, qui sopra 20 € 45 minuti il numero, ma tutto quello che io do lo do gratis. Quindi cari amici, cerchiamo di inquadrarci bene, cerchiamo di capire che adesso oltre il salto quantico arriverà il salto del pasto per molti milioni di persone. Molti probabilmente quelli che adesso mi stanno guardando per la prima volta e non hanno attivato tutte le cose che diceva Marietto dal 2012 avranno problemi finanziari forti e quindi c'è anche il rischio che in futuro non possano più neanche andare nei social a guardare cosa dice Marietto. Ma finché siete in tempo, finché siete in tempo, lo ripeto, dovete darvi una mossa per capire che dal cielo non viene giù niente gratis. Nel salto quantico, l'unica cosa gratis che vi arriverà giù dal cielo è il salto del pasto. Lo ripeto, l'unica cosa che gratis vi arriverà giù nel cielo nei prossimi mesi è il salto del pasto. Il salto quantico lasciatelo alla New Age. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato e alla prossima. E mi raccomando, quando metto un circuito fate la fatica di attivare tutti i neuroni che abbiamo per andare a cercare la soluzione. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.